nowhere to go. Now you're here, now I know just where I'm going. No more doubt or fear, I found my way. Oh, love came just in time. Buonasera ai telespettatori di Televenezia. In questa puntata parliamo di innovazione, ricerca e lotta contro il cancro con un ospite di eccezione, l'ingegner Aldo Cocchiglia. La sua carriera lo ha portato dall'high tech alla medicina rigenerativa fino a un nuovo ambizioso progetto nel campo dell'oncologia, Navita, uno spin-off universitario impegnato nello sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Con lui ripercorreremo il suo percorso professionale, le sfide affrontate nel coniugare ricerca e impresa e parleremo di come la scienza possa offrire nuove speranze ai pazienti oncologici. Ma ci concentreremo anche su un tema che ci riguarda da vicino, che interessa questa nostra trasmissione, Venezia Cambia, che è l'impatto dell'inquinamento sulla salute, la correlazione tra inquinamento e salute, con un focus su Venezia e Porto Marghera. Andiamo quindi all'intervista, alla prima domanda all'ingegner Cocchiglia. E può raccontarci il suo percorso formativo e professionale iniziale e quali sono stati i momenti chiave che l'hanno avvicinata al settore dell'high tech e della ricerca applicata alla medicina? Certo. Per prima cosa vi ringrazio per l'invito. È un onore per me portare a conoscenza dei telespettatori questa sera le nostre attività. Certo. Io inizio, il percorso formativo è a Padova, all'Università di Padova, il liceo scientifico per prima cosa e poi facoltà di ingegneria elettronica con indirizzo biomedico. Allora non era ancora una branca così separata, però il concetto di applicare l'ingegneria alla medicina sicuramente c'era. Il mio lavoro iniziale è stato di progettista di apparecchiature elettroniche. Fra il 1975 e il 1985 ci fu una rivoluzione in cui l'elettronica a bordo delle strumentazioni passò dalle antiche strutture convenzionali per essere sostituita dall'elettronica digitale. I microprocessori sono di nascita di quell'epoca. Chi sapeva maneggiare i microprocessori aveva più di un lavoro assicurato in una questione di ore. Certo. E quindi lavorai, diciamo che la mia carriera, ahimè, la definisco per decenni ormai, non per anni, e in ogni caso, nel primo decennio, negli anni 80, feci sostanzialmente il progettista di strumentazione elettronica, digitale all'epoca. Un po' più difficoltoso, ma i risultati erano prestigiosi. A seguire, durante questo sviluppo, naturalmente divenni candidato a posizioni, gestionali e dirigenziali, anche perché provengo da una famiglia molto internazionale, parlo numerose lingue, certo. E sono a casa mia in tutto il mondo, lo sono sempre stato. Agli inizi degli anni 90 con degli amici ci dedicammo all'elettronica digitale applicata alla medicina, quindi strumentazione medicale avanzata. Parallelamente a questo nasceva il concetto di far nascere delle aziende, oggi si chiamano start-up, allora si chiamavano la mia azienda. Certo. Farle crescere fino ad acquisire del valore e poi venderle.
È un percorso iniziale dopo gli studi universitari molto interessante, e abbiamo sentito dalle parole dell'ingegnere che ha iniziato a lavorare appunto nel settore dell'innovazione tecnologica fin da giovanissimo. E quali sono state le esperienze che l'hanno maggiormente influenzata e preparata poi per il suo impegno all'healthcare, che è stato un impegno veramente di grandissima dedizione per tutta la sua carriera, per tutta la sua vita, in particolare sulla medicina rigenerativa? Alla medicina rigenerativa ci arriviamo un po' dopo, diciamo. Alla sua domanda, quali sono stati i fattori formativi fondamentali? Sicuramente, come dicevo prima, io sono uno start-upper seriale. Facevo nascere delle aziende normalmente con degli amici, con dei soci, con dei coequipier, anche più bravi di me, nella maggior parte più bravi di me, per la verità. Si impara molto. Le aziende, dopo che avevano acquisito un certo valore, per svilupparle a livello internazionale, venivano vendute. Io ho avuto la fortuna, parzialmente la sorte, ma anche un po' l'abilità, di vendere aziende a multinazionali molto grandi, e nel caso specifico dalla fine degli anni 90, quindi all'inizio degli anni 2000 in poi, a società giapponesi che si occupavano di diagnostica medica. Allora, una porzione del mio percorso altamente formativa è stata lavorare nell'internazionale, particolarmente con aziende dell'Oriente, e avere una mentalità capace di accettare tutto. Certo. Lavorare con i giapponesi non è affatto facile, io l'ho fatto per 17 anni. L'altro milestone, pietra miliare, certo, è stata la Silicon Valley e la California. Ho lavorato in California quasi 6 anni, molto vicino all'Università di Stanford, a Santa Clara, California, e quegli anni sono stati nel tema università, impresa, accademia, industria, assolutamente fondamentali, perché si imparano delle cose che non esistono in Europa. Una esperienza professionale di grandissimo valore, il confronto con il mondo dell'impresa e della tecnologia giapponese, e poi l'esperienza in Silicon Valley. Quindi diciamo un percorso di grande prestigio, di grande interesse. Arriviamo poi ad una sua attività importante, Emera. Lei ha guidato un'azienda all'avanguardia nella ricerca sulle terapie cellulari e per le lesioni spinali. E quali sono state le principali sfide che ha incontrato appunto per trasformare la ricerca in soluzioni concrete per i pazienti? È una storia che va raccontata, è molto interessante. Questo passaggio è avvenuto al mio ritorno dagli Stati Uniti, quindi mio ritorno agli Stati Uniti data 2015, e poi ho svolto diverse attività nel campo della consulenza per aziende healthcare, si dice, quindi aziende che si occupino di temi medicali. Certo. Nel periodo subito successivo alla pandemia al Covid, quindi all'inizio degli anni 2000, fui contattato dall'Università di Verona tramite un incubatore di impresa di Bologna per il quale operavo nella selezione di aziende. E c'era questa spin-off in nuce dell'Università di Verona e dei professori, essenzialmente degli scienziati, che si occupavano di sviluppare terapie rigenerative
e terapie cellulari, nel caso specifico per la risoluzione di un tema fondamentale della salute, che è l'incapacità del sistema nervoso di rigenerarsi a seguito di una lesione. Certo. Ci sono due grandi tipologie di lesione neurologica, le lesioni spinali, certo, e le lesioni cerebrali. Voi sapete che nell'un caso e nell'altro la capacità del paziente di recuperare è molto bassa. Quindi il lesionato del midollo spinale è, se fortunato, paraplegico, se meno fortunato è tetraplegico. certo. Questa unità operativa di medicina rigenerativa di Verona ha sviluppato una terapia cellulare che ha la capacità, e sicuramente lo ha dimostrato in preclinica, quindi animali e tessuti umani in vitro, di far rigenerare il tessuto neurologico e ristabilire le connessioni allo scopo che il paziente recuperi funzionalità sia a livello spinale che un domani a livello cerebrale, quindi esiti di ictus o di altri traumi cerebrali. Come vedremo anche dopo, in Europa e in Italia forse particolarmente, la possibilità che progetti universitari così avanzati diventino realtà velocemente e a un costo basso è molto difficile. Certo. La connessione accademia-industria è influenzata da fattori culturali e storici. Potremmo fare 20 puntate su questo. Questo è un aspetto molto interessante. Certo. E io invece venivo da un'esperienza in cui l'Università di Stanford e di Berkeley generano aziende strepitose istantaneamente. Facciamo qualche nome: Intel, certo. Google, Facebook, certo. LinkedIn, voi tutte le conoscete. 99 su 100 di queste nascono dall'Università di Stanford, che facilita il più possibile i giovani dottori PhD, dottori di ricerca, con un progetto interessante, li facilita in ogni modo allo scopo di creare la loro impresa e di creare di grande valore. Questa fa la differenza. Certo, questo fa la differenza. Notate che è la Silicon Valley, è la California questo. Se andiamo nella costa est degli Stati Uniti è assai più simile all'Europa che non alla Silicon Valley, quindi la Silicon Valley è un unicum che sarà molto molto difficile ripetere, se del tutto possibile. Lì ho imparato molto di come un progetto accademico diventa un'industria o diventa una realtà industriale e porta il suo prodotto sul mercato, come dicevo prima, il più presto possibile e al minor costo possibile. Per fare questo si deve organizzare una spin-off universitaria, una start-up tecnologica, certo, che si prenda in carico con le logiche dell'impresa la traslazione, quindi si chiama medicina traslazionale, dal banco di ricerca al letto del paziente. Meglio ancora se al paziente in piedi, quindi molto precocemente. Questo facemmo con questa impresa nata dall'Università di Verona che si chiamava Emera. Me ne occupai dal 2020 al 2023, nel senso di fondarla, finanziarla, dirigerla e portarla ai primi stadi di sviluppo. Questa esperienza che ci ha raccontato è un'esperienza veramente straordinaria. È riuscito anche con parole semplici spiegare, diciamo, procedimenti, procedure complesse su questo rapporto università e azienda che trova la sua massima applicazione, il suo massimo sviluppo negli Stati Uniti, negli States, e da noi, diciamo, soffre ancora molte lentezze e molte difficoltà, ahimè. E ha lasciato poi ingegnere Emera nel 2023, come ci ha raccontato, e ha intrapreso nuove strade. Tutta la sua vita è stata caratterizzata
da sfide sull'innovazione, sulla tecnologia, sfide affascinanti e molto interessanti. Sicuramente anche la componente della sua grande curiosità, oltre che competenza tecnica, l'ha portato ad affrontare temi così impegnativi. E quali motivazioni l'hanno portata appunto a questo cambio, diciamo, e poi entreremo nel vivo della puntata con questo nuovo e importante progetto che ci racconterà. Questo è successo, il passaggio dalla società che fa terapie neurologiche, rigenerative, a quella attuale che si chiama Navita, intesa a sviluppare nuove terapie antitumorali. È un tema che nasce nell'estate del 2022, nell'estate del 2022, diciamo così su chiamata diretta, nel senso che all'interno di un'unità scientifica formata dall'Università del Piemonte Orientale, quindi Novara, e dall'Istituto di Ricerca Humanitas di Rozzano, c'era l'esigenza di affrontare circa lo stesso tema, quindi di portare una ricerca scientifica molto avanzata a una terapia sperimentabile e a un farmaco poi, nel settore, nel campo altrettanto importante, se non numericamente più importante, dei pazienti affetti da malattie oncologiche. Lì si è trattato, similmente al caso precedente, di studiare, come ha detto lei prima, io sono di formazione ingegnere e di professione dirigente d'azienda. Certo. Affrontare il tema della immunologia nelle terapie antitumorali non è un tema da ingegnere gestionale, e quindi la prima cosa da fare, come in tutte le esperienze che ho fatto io, è studiare. E quindi ho studiato immunologia oncologica per 6 mesi prima di poter dire parola, perché la domanda era: possiamo costruire un'azienda che faccia rapidamente questo sviluppo e porti a una terapia sperimentabile? Certo. E non potevo fare nulla se non avessi studiato la materia a fondo, a partire da conoscenze molto diverse. Quindi ho studiato questo tipo di materia per 6 mesi e, come al solito, cercando di aggregare attorno a questo progetto una rete di supporto scientifico, tecnico, manageriale, finanziario. E poi agli inizi del 2023, quindi 2 anni fa, costituimmo questa impresa e da lì abbiamo iniziato il percorso di traslare un progetto scientifico assolutamente di avanguardia mondiale a un'impresa che lo portasse al paziente il più presto possibile. Certo. Ai pazienti, perché teniamo conto che ogni anno ci sono 40 milioni di pazienti e ogni anno ci sono 20 milioni di decessi. Se voi andate a stimare il numero di morti in una guerra mondiale, capite che il tumore fa 2 o 3 guerre mondiali all'anno. Certo. Certo. Sfortunatamente. Certo. Quindi sostanzialmente la nuova missione, diciamo, questa nuova importante intrapresa sta portando appunto una innovazione profonda nel settore oncologico. Sì. Ci può sottolineare un po' l'importanza per raggiungere questo obiettivo dell'alleanza, dell'unione tra università, ricerca e impresa, appunto per accelerare lo sviluppo di nuove terapie, anche qui in Italia che in Europa? Allora, il progetto fondamentale sul quale si basano le terapie sviluppate nella vita nasce molti anni fa, nasce all'inizio degli anni 2000, su ispirazione di un grandissimo scienziato italiano che è il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas.
Il professor Mantovani è stato uno dei primi a teorizzare le interazioni fra il tumore e il sistema immunitario. E sulla base di questo ha incaricato giovani scienziati nell'area Milano-Novara di approfondire il tema, di studiare, di fare ricerca di base e di arrivare a qualche cosa di trasformabile in una terapia. E questo successe. Quindi il progetto di Una Vita non è un progetto di 3 anni fa, è un progetto di 15 anni fa. Certo. Il trade union è il facilitatore, diciamo, il catalizzatore del fatto che queste terapie vadano al paziente più rapidamente, è che l'università, l'istituto di ricerca si alleino con chi sa fare impresa, professori universitari e i direttori di laboratori scientifici non sanno fare impresa, non è una colpa, è la loro formazione. Chi sa fare impresa non sa fare ricerca antitumorale, quindi è ovvio che i due si devono associare con un obiettivo comune. E questo è quello che è successo in tutti i casi che mi sono stati direttamente, con i quali sono stato io personalmente direttamente in contatto. Quindi l'industria e l'università creano una start-up e anche quindi una spin-off universitaria con tutte le facilitazioni di lavorare in università come laboratorio di ricerca, però gestite managerialmente. Budget, finanza, direzione, comando, catena di comando e soprattutto il fatto che i progetti non vengono abbandonati nei cassetti per seguirne un altro più affascinante. E quindi bisogna portare a fondo il tema fino a che il fruitore finale, che è il paziente, l'ammalato di qualunque di queste patologie, riesca a ottenere una terapia migliorativa se non risolutiva. L'ingegnere ci ha spiegato molto bene e con chiarezza di linguaggio quella che è l'importanza di una sintesi, di un'alleanza tra appunto ricerca, tra la teoria e quindi poi l'azienda, la capacità di tradurre la teoria poi in ambiti concreti. E questa, diciamo, è sicuramente la chiave di volta che l'ingegnere ha visto direttamente durante il suo percorso professionale negli Stati Uniti, confrontandosi con paesi all'avanguardia tecnologica come il Giappone, e ha sicuramente influito poi nella sua determinazione nel portare avanti intraprese così importanti che rappresentano delle eccellenze anche nel nostro paese. E proprio per questo al Senato c'è stato un recente convegno organizzato appunto dal senatore Orfeo Mazzella e si è discusso dello sviluppo di nuovi farmaci antitumorali. Quali sono appunto quindi le prospettive di Una Vita e soprattutto le sfide principali sui farmaci antitumorali che dovremo affrontare nei prossimi anni? Il tumore viene curato oggi, e lo è stato per diversi decenni, sostanzialmente con 2 linee di attacco. Una è la radioterapia e l'altra è la chemioterapia. Queste terapie si caratterizzano per essere armi, fucili puntati sul tumore, sulla massa tumorale, quindi combattono la massa tumorale tramite mitragliandola. Ahimè, ogni volta che si mitraglia qualcosa, si mitraglia il circostante di qualcosa. Certo. E quindi gli effetti collaterali di queste terapie, noi le chiamiamo cancrocentriche, sono devastanti. In alcuni pazienti, al di là del fatto che non sono risolutive perché la risposta è abbastanza bassa, ma certamente
il 100% dei pazienti risentono degli effetti collaterali. Di recente, diciamo da 10 o 15 anni, sono nate dai laboratori di ricerca delle terapie alternative che puntano all'interazione del sistema immunologico con il tumore. Qui vale la pena una piccola digressione di qualche minuto per spiegare perché il tumore si sviluppa negli organismi umani e non solo. Gli organismi viventi hanno delle linee di difesa che sono rappresentate dal sistema immunitario. Quindi noi reagiamo a aggressioni esterne, batteriche o virali o lesioni tramite il nostro sistema immunitario, quindi segnatamente leucociti, globuli bianchi, macrofagi, cellule T. Ci sono una quantità di cellule del sistema immunitario che si oppongono alle lesioni all'organismo. Il tumore, la nascita di un tumore non è una cosa che avviene in una notte. Il tumore nasce e si sviluppa durante mesi e anni. E quindi sarebbe facile pensare, è facile chiedersi, ma il sistema immunitario riconosce il tumore? Il tema è che il sistema immunitario riconosce il tumore ed è in grado di abbatterlo, certamente lo è. E perché non lo fa? E questa è la domanda a cui gli scienziati che sovrintendono al nostro progetto hanno dato una risposta pratica. Sfortunatamente il tumore ha la capacità di ingannare il sistema immunitario attraverso due meccanismi. Uno è mostrarsi al sistema immunitario eludendo il medesimo con messaggi biochimici che dicono al sistema immunitario io non sono pericoloso. Certo. E questa si chiama, questa è la prima fase, quella della immunodepressione. Certo. Poi il cancro è talmente diabolico che recluta il sistema immunitario a fare massa. Ora, quando noi facciamo una istologia di una massa tumorale estratta da un paziente, l'80-90% della massa sono cellule immunitarie del paziente, il 10-15% sono cellule mutate, quindi cellule del cancro. E poi questo meccanismo facilita anche la migrazione in altri distretti del corpo, quindi le metastasi. E questo è presto detto, questo è il sistema, la teoria del poliziotto corrotto che ha teorizzato il professor Mantovani, in cui l'aggressore alla banca riesce a far capire al poliziotto di non intervenire, che lui non è pericoloso, e quando esce dalla banca col bottino lo recluta per guidare l'automobile. Certo. Questa è la tematica recentemente messa in chiaro sul cancro. Quello che noi facciamo, le terapie che sono state sviluppate dagli scienziati di Navita e segnatamente dal professor Antonio Sica, docente di patologia e immunologia all'Università di Novara, è di individuare i bersagli, quindi le sostanze biochimiche che il tumore usa per disattivare la risposta immunitaria, e creare farmacologicamente degli inibitori di queste sostanze. Quindi se noi introduciamo nell'organismo delle sostanze che inibiscono la comunicazione fra tumore e sistema immunitario, le cellule immunitarie non sono più corrotte, non sono più immunodepresse e agiscono in senso di uccidere le cellule tumorali. Questo è stato provato in preclinica, quindi in esperimenti su animali e su tessuti umani in vitro, quindi sotto il microscopio, con risultati sorprendenti, nel senso che le masse tumorali
diciamo esemplificatamente epatiche o colon retto, in poche settimane svaniscono. Sono notizie, diciamo, sicuramente molto, molto importanti e che inducono anche gli ascoltatori, noi ascoltatori profani, ad una speranza su temi così importanti e così a noi vicini. Crede che l'Italia sia sufficientemente competitiva nel campo della ricerca, proprio alla luce di quanto con chiarezza espositiva ci ha raccontato, nel campo della ricerca appunto della biotecnologia, della farmaceutica, rispetto ad altri paesi? Siamo competitivi noi italiani, e quali riforme o strategie potrebbero favorire una maggiore crescita nel tempo di questa nostra competitività? La risposta è assolutamente sì. La scienza, la ricerca di base, la ricerca applicata e la scienza in Italia sono molto elevati, perché la cultura è molto elevata, perché le istituzioni universitarie sono le più antiche del mondo, quindi certo, non c'è dubbio che c'è un retaggio molto favorevole. Gli ostacoli sono due. La finanza. Sì. È difficile in Italia raccogliere capitali da mettere a disposizione di queste iniziative, perché l'industria del venture capital, torniamo in Silicon Valley, in Italia è ipotrofica o atrofica in alcuni casi. La ragione è che la finanza in Sud Europa è di origine bancaria. Certo. E la banca non è l'istituto avventuroso che si impegna in applicazioni rischiose. In ogni caso, questo è un primo problema. Il secondo problema è la capacità di fare sistema e quindi di lavorare diversi gruppi sincronamente. In questo lei ha fatto accenno poco fa a un altro fattore sorprendente che è nato negli ultimi mesi, nel senso che la 10ª Commissione Sanità e Affari Sociali del Senato, promotore in questo caso il senatore Orfeo Mazzella, ha lanciato un progetto di creazione di una task force, quindi un'unità operativa. La parola unità già vi fa capire di cosa si tratta. Certo. Che non sono 15 università, una armata contro l'altra, certo, ma sono 10-15 istituti di ricerca che condividono clinica e di ricerca pura sotto una direzione manageriale, che condividono le esperienze e che si pongano e che si sono poste, perché la cosa è già attiva da circa 3 mesi, si sono poste l'obiettivo di accelerare accelerare la creazione di risultati terapeutici positivi, certo, nel caso specifico per il tumore del pancreas, ma solo perché il tumore del pancreas è il più letale, il più aggressivo, è il più aggressivo di tutte le specie tumorali che ci sono. È ovvio che la ricaduta anche su altri tipi di tumore di altri distretti del corpo sarà immediata. Quindi quello che stiamo facendo con la 10ª Commissione del Senato della Repubblica è di organizzare un esercito italiano antitumorale gestito come si gestiscono le imprese, quindi con degli obiettivi, dei finanziamenti, della responsabilità e, permettetemi di dirlo, delle sanzioni per chi non opera come ha promesso di operare. E queste sono buone notizie che sentiamo direttamente da questa ricostruzione, da questa analisi molto chiara, molto precisa dell'ingegner Cocchiglia. E quindi stiamo andando verso la parte finale della trasmissione, guardando al futuro, ingegnere. Quali obiettivi si pone appunto lei con Navita e quali sono i suoi auspici per il progresso della ricerca oncologica nei prossimi anni? Un po' ce l'ha detto con questa ultima domanda che ci
rassicura anche come italiani, posto che c'è un'iniziativa parlamentare al Senato che va in questa auspicata direzione di questa alleanza tra università, tra scienza, tra ricerca e soprattutto tra azienda e quindi anche sistema produttivo fondamentale per poi far correre tutti questi importanti studi, queste importanti ricerche. Allora, qui ci sono due aree un po' diverse da spiegare. Navita è un partner di questa iniziativa istituzionale, cioè quello che stiamo facendo è venuto a conoscenza degli ambienti istituzionali della Repubblica Italiana che si occupano di sanità pubblica e di ricerca, e all'interno di questo gruppo noi comunque sviluppiamo il nostro progetto che è nato 3 anni fa, Certo. che è la creazione di almeno 2 farmaci. Allora, lo sviluppo di almeno 2 terapie, effetti terapeutici positivi, di, diciamo così, distacco del sistema vizioso fra tumore e sistema immunologico del paziente, immunitario. Quindi lo sviluppo di 2 terapie a stretto seguire lo sviluppo di 2 farmaci. Qui stiamo parlando di una pastiglia. Certo. I quali, avendo dimostrato efficacia nella preclinica, dimostrano efficacia nella applicazione clinica. Si chiama sperimentazione clinica in italiano e clinical trial in linguaggio internazionale, che viene condotto sotto controllo delle autorità regolamentarie, quindi Certo. l'EMA Certo. e l'AIFA in Italia. C'è un progetto di sperimentazione clinica di queste terapie che dovrebbe portare alla semaforo verde, al timbro sul certificato di efficacia e non scarsa o nulla azione lesiva nei confronti dell'organismo o di altri distretti del corpo. Quindi il fatto che la terapia viene trattata, viene confermata in fase 1 quale non portatrice di effetti collaterali pesanti o superiore all'efficacia, e poi l'efficacia. Ricordiamo che le terapie attuali hanno un'altissima influenza, 100% dei pazienti soffrono di effetti collaterali, 25% dei pazienti gioiscono di un miglioramento o addirittura di una guarigione. Nel nostro caso l'ambizione è che i pazienti abbiano un grande effetto positivo di efficacia della terapia e effetti collaterali bassi o trascurabili. Questo è quello che ha Navita in progetto. Certo. E quindi il progetto in Navita finisce in qualche modo al momento dell'approvazione da parte degli enti regolatori. Chiaro. Il tema della task force nazionale è un po' più ampio, nel senso che ci sono molte altre terapie, ricerche in corso e molte altre terapie in sviluppo, e generalmente le terapie sono più efficaci quando associate. Per cui la nostra farà un certo tipo di azione e associata ad altre migliorerà l'efficacia. Questo si è visto, se ricordate, ai tempi del Covid. Certo. Ai tempi del Covid, ai tempi della scoperta di farmaci, quindi vaccini in questo caso, attivi contro il virus, sono stati accelerati da ricerche coordinate a livello mondiale e soprattutto da una grande quantità di soldi. C'è chi ha messo miliardi e miliardi di dollari per salvare l'umanità, per fare in modo che il virus del Covid non avesse la meglio.
E il risultato sorprendente è stato che il tempo di sviluppo del vaccino è stato 1/5 o 1/10 di quello si sarebbe normalmente atteso in circostanze similari, in tempi diversi. Per la cura del cancro io stimo che qualcosa di molto simile debba avvenire. Quindi sforzi coordinati di diversi centri di ricerca e di terapeutici e una grande quantità di finanza, certo, orientata al paziente, quindi non orientata ad arricchire qualche soggetto in posizione dominante, ma ammontari di molte decine o centinaia di milioni di euro che concorrano a fare sì che il numero di decessi da malattie tumorali nell'anno fra 10 anni sia trascurabile rispetto a quello che è oggi. È un'analisi lucida e chiara ed è per questo che mandiamo anche un piccolo contributo video aggiuntivo a quanto ci ha raccontato finora in questa interessante puntata di Ingegner Cocchiglia. Abbiamo qui con noi al banco il presidente, l'ingegner Cocchiglia, una realtà che sta facendo passi da gigante nella ricerca e nello sviluppo di nuove terapie per il tumore al pancreas. Quindi invito l'ingegnere Cocchiglia a intervenire, illustrare anche la realtà che rappresenta e poi dopo entriamo più nel tecnico scientifico col professor Siga. Prego ingegnere. Buongiorno a tutti e molte grazie per essere intervenuti. È un mio onore essere qui in questo consesso di scienza, di ricerca e di medicina attinente a ciò che accade molto nella storia, cioè che una comunità, una polis in Grecia, una societas in latino, si trova minacciata e quando si trova minacciata si organizza le riserve, organizza gli attacchi, organizza il modo di preservarsi e di salvarsi dal pericolo. Chi siamo noi in tutto questo? Nasciamo come un'azienda sulle basi di studi ventennali in Università del Piemonte Orientale, anche nei laboratori di Humanitas a Rozzano, e se molto semplicemente facciamo ricerca e sviluppo di nuove terapie. Le nostre ricerche trattano l'interazione fra il tumore e il sistema immunitario. E segnatamente abbiamo intercettato dei fattori protumorali, quindi nell'interazione fra il sistema immunitario e il tumore ci sono dei fattori che aiutano il tumore. E invece di sparare al tumore, noi produciamo gli inibitori di questi fattori protumorali e che quindi diventano antitumorali di fatto. Il nostro obiettivo è la richiesta ovviamente agli enti regolatori di poter effettuare la sperimentazione clinica sull'uomo e realizzarla in fase 1 e fase 2. Ancora se siano separate esse o se siano coincidenti non ve lo so dire, ma stiamo esplorando il modo migliore. E il modo migliore, di fatto, è portare queste terapie al paziente il più rapidamente possibile e con i minori costi possibili. E questa è l'essenza di un'impresa di questo genere. Superare gli ostacoli, superare i rallentamenti, superare gli impasse. L'ultima domanda, ingegnere, è sul rapporto con Venezia e l'incidenza dei tumori. Venezia è una città straordinaria, ma è anche un territorio segnato da decenni di industrializzazione e inquinamento, in particolare nell'area di Porto Marghera. Negli anni numerosi studi hanno evidenziato una correlazione tra
le emissioni industriali e un'incidenza più elevata, ahimè, di alcune forme tumorali nella popolazione. Lei che ora è impegnato appunto in prima linea, abbiamo appunto ascoltato e sentito tantissime notizie in questo senso, in prima linea sulla ricerca di nuove terapie oncologiche. Come vede questo legame tra ambiente e salute? Ovviamente capisco che è una domanda impegnativa e in pochi minuti non può essere risolutiva, e ritiene che ci sia ancora troppo poco impegno nella prevenzione rispetto appunto alle malattie causate dall'inquinamento, che è un tema anche questo che ci coinvolge tutti, soprattutto in queste aree poi in cui viviamo. Allora, separando la sua domanda in due, le statistiche dell'azienda Zero sanitaria della Regione Veneto dimostrano che pressoché tutte le forme tumorali, ma particolarmente quelle a carico dell'apparato respiratorio, sono a Venezia, città e provincia, più alte. Gli indicatori di numero di casi per unità di popolazione sono più alti che in altre zone della regione. Questa parrebbe un'ovvietà, nel senso che se ne parla da 50 anni, ma vale la pena di ricordarla. È così a Venezia, i pazienti si ammalano di più di tumore perché per decenni l'ambiente attorno a Venezia è stato portatore di sostanze che abilitano e facilitano l'insorgenza del tumore. Andando un attimino in profondità di questo, noi dicevamo prima che il tumore si sviluppa perché l'interazione col sistema immunitario è deturpata dalle interazioni viziose fra cellule cancerogene e cellule immunitarie. Ma perché la cellula diventa cancerogena? Perché una cellula diventa mutata? Perché per effetti interni, ma per la maggior parte per cause esterne, il DNA di quelle cellule è soggetto a stress che ne mutano la struttura e la, diciamo così, operatività biologica. Certo. Quindi una causa molto importante del cancro sono le mutazioni indotte nel DNA delle cellule da sostanze esterne. Va da sé che Porto Marghera ha emesso sostanze esterne in quantità numerosa e in qualità diversificata per fare sì che gli abitanti della zona respirassero, inalassero e fossero a contatto con sostanze che favorivano la instabilità genetica. Certo. E quindi l'incidenza del tumore in questa sezione della popolazione è stata maggiore, come lo è stata nei minatori piuttosto che in coloro che lavoravano in ambienti industriali inquinanti da sostanze PFAS o da altre sostanze, certo, di cui all'inizio non si conosceva questo pessimo risvolto, però ahimè delle volte si è conosciuto e lo si è trascurato. Ora la sensibilità sociale è molto più elevata, la sensibilità sanitaria è molto più elevata, quindi questo tema è meno dannoso, seppure, ahimè, allo sviluppo industriale ed economico si associano dei danni che non sono sempre sotto controllo. È stato molto chiaro, siamo proprio arrivati alla conclusione di questa interessante puntata. Ringrazio l'ingegner Aldo Cocchiglia per quanto ci ha raccontato con chiarezza espositiva e con semplicità di linguaggio. Abbiamo ascoltato una storia di passione per la ricerca, di sfide imprenditoriali e di impegno nella lotta contro il cancro. Questo progetto che ci ha raccontato l'ingegnere Cocchiglia ci dimostra come l'Italia abbia ancora un grande potenziale nell'innovazione farmaceutica, ma anche quanto sia importante, l'abbiamo sentito dalle sue parole, investire nella prevenzione e nella tutela della salute pubblica. Venezia
e Porto Marghera ci ricordano che la scienza non può limitarsi a curare le malattie, deve aiutarci anche a prevenirle, intervenendo nelle cause ambientali. Ed è con questo che io ringrazio appunto l'ingegnere Cocchiglia per la sua presenza e invito tutti i nostri spettatori alla prossima puntata, sempre di martedì alle ore 21 sul canale 80 del Digitale Terrestre. Venezia cambia, Change a Venice.